Bentrovati ad un altro appuntamento con Centro Anch'io. Siamo in via Musei e a lei, via Musei, dedicheremo 2 puntate. Centro Anch'io. Via dei Musei è una delle principali vie del centro storico di Brescia, nota principalmente per la moltitudine di monumenti e istituzioni culturali che vi si affacciano sul suo lungo percorso di circa 800 metri, da Piazza della Loggia al Monastero di Santa Giulia, tra cui chiese e palazzi dell'antica nobiltà cittadina, testimonianze medievali e rovine di epoca romana. Le origini della via sono da far risalire almeno all'età romana, quando Brescia nel I secolo a.C. entra definitivamente nei domini di Roma, che ne definisce l'aspetto urbanistico facendo della strada il decumano massimo della città. Data la preeminente importanza del tracciato, però è probabile che questo fosse già presente come tratto della primitiva strada di collegamento tra Milano e Verona, attorno alla quale Brescia si era sviluppata. In quanto decumano massimo, la via attraversava il foro cittadino, passando ai piedi del Capitolium e del teatro. Caduto il governo romano, durante il dominio dei Longobardi, la via mantiene una certa importanza grazie alla fondazione del monastero di Santa Giulia da parte di re Desiderio nell'VIII secolo, che viene insediato lungo l'ultimo tratto a est. Durante il Medioevo, con i successivi ampliamenti della città murata verso est, il tracciato della via viene replicato sui nuovi territori urbanizzati, seguendo la preesistente strada che, uscita dalle mura romane, proseguiva verso Milano. Questo nuovo tratto assume il nome di Via dei Mercanti grazie alle numerosissime botteghe che vi si affacciavano o trovavano collocazione nei suoi pressi. In via Musei, e non solo, dicono che il Vese de Gratà se il guaresco la muserelo. Centro Anch'io. Bene, dicevamo che il Vese de Gratà sal guaresco la muserelo. Lo diciamo noi, ma anche altri. Sentiamo. Il vizio di rubare si guarisce andando in prigione. In Italia funziona proprio così. Benissimo, alla grande. Bene. C'è una gentile signora all'edicola, la titolare è il Vese de Gratà se il guaresco la muserelo. Signora. Il vizio di grattare si guarisce con la museruola. Grattare cosa? La schiena? Bravo, bravo. A noi baristi stanno particolarmente simpatici. Qui c'è Diego. Diego, è il Vese de Gratà se il guaresco la muserelo. È praticamente il vizio di rubare. Guarisce quando vai in galera. No? Oh, Diego, tu no, eh? No, per l'amor di Dio. No. Anche i clienti di Diego fate i bravi, mi raccomando. Il vizio di grattarsi. Sì, grattarsi. Grattarsi che? Che guarisce con la museruola. Grande Cinzia, promossa! Interroghiamo la signora Giulia perché la signora Roberta mi stava dicendo che non è bresciana. Io no, sono di Parma. Di Parma, ma li può capire anche lei. Signora Giulia, il Vese de Gratà se il guaresco la muserelo. Che significa secondo lei, signora? Il Vese de Gratà. Il Vese. Il vizio di grattare sa guarire, si guarisce con la museruola, no? Quindi chi è abituato a grattare, a rubare. Ce n'è pure un'altra che si nasconde, ma si nasconde pure male. Nome? Stefano. Stefano. Davide. Ilaria. Giada. Stefano, Ilaria, Davide, Giada. Allora Stefano, cominciamo da te. Il Vese de Gratà se il guaresco la muserelo. Che vuol dire secondo te? Invece di grattarsi guarisce con la museruola. Secondo te? Davide, vero? Sì. Il Vese de Gratà se il guaresco la muserelo. Il vizio di grattare si guarisce con la museruola. Quindi quando magari del prurito ti metti la museruola del cagnolino che stai meglio. Ah, non lo so io. Il vizio di grattarsi si guarisce con la museruola. Quindi se uno soffre un po' di prurito si mette la museruola. Poi va la puzza. Sì, esattamente. Con la museruola. Cioè? 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 È il Vese de Gratà. È il Vese de Gratà. Cioè in che senso? Il Vese de Gratà è in senso unico. È in senso unico, Oui, perfetto. Che intervista era poca state? Forza che chiudiamo anche la puntata di oggi. È il Vese de Gratà sal guaresco la muserelo. Il vizio di rubare, il furto, si guarisce soltanto con la museruola. Non è da intendere ovviamente la museruola del cane. Insomma,
Chi ruba va in prigione, la museruola, la prigione, la gattabuia, la galera. Amici, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci alla prossima!